Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova escursione. Oggi siamo vicino a Cortina, saliamo verso nord in macchina, verso Malgarastua, parcheggeremo lì e da lì faremo un super giro ad anello panoramico verso il rifugio Fodara Vedla, poi andremo verso il rifugio Sennes e poi ritorno. Buona visione! Abbiamo parcheggiato qui nel parcheggio di Malgarastua, siamo saliti fino qua in macchina perché il tratto qua in ottobre è aperto e si può venire tranquillamente. Saluta a Ge. Buongiorno! Bello ghiacciato. Oggi è il 6 di ottobre e scesi dall'auto c'erano -2, quindi comincia l'inverno fresco in montagna. Comunque guardate qui che panorama. Qui troviamo un incrocio, a destra si può andare a Forcella Lerosa, Val di Gotres, invece noi andiamo dritti. Giornatina bella fresca, abbiamo il nostro pattern legname, sempre bello, e poi profumo, non è tagliato da tanto questi alberi. Sentiero per adesso facile perché è una bella strada, quindi possiamo goderci il panorama tranquillamente. Dopo poco arriviamo subito al nostro incrocio. Adesso vi faccio vedere bene dove siamo e se vi ricordate, perché noi ci siamo già stati qui varie volte, anche se c'è questo luce ombra. Adesso noi gireremo qui a sinistra verso il rifugio Fodara Vedla. Guardate qua che panorama eccezionale. Da quella parte si va alla Croda del Becco, video che abbiamo già fatto, il link sia qui sopra che sotto in descrizione. E infatti là c'è l'incrocio che va a destra per fare l'anello della Croda e noi invece proseguiamo qui per questa strada sempre verso il rifugio Fodara Vedla. Non so smettere i guanti dentro. Naturalmente oggi c'è anche Ge che vi è mancata ed è tornata subito è tornata. Vi abbandonerà mai più. Beh, vero? non lo so. Come no? Mai più. Questa qui è una vecchia strada militare austriaca in perfetto stato di conservazione. Se si guarda qui il lato si vedono ancora i terrazzamenti. Guarda lì. Tra gli alberi si intravede il panorama. Guarda che spettacolo. Vai. Punto ancora più panoramico qua. Che questa stagione qua è la via di mezzo tra l'autunno e l'inverno, è il meglio di sempre, capito? Poca gente, vero? Solo noi. Siamo arrivati presto, Sì. però presto Siamo nessuno. alzati alle 4:30. Alle 4, della verità. Ah, orco Ho imbrogliato già, ho puntato la sveglia alle 4 oggi, invece delle 4:30. Ecco perché il gatto aveva ancora sonno.
che noi puntiamo il gatto di solito per svegliarci. Il gatto ha detto che ora è? Notiamo anche la neve, che ci sono delle spolveratine in qua in là. Fresco? E c'è gran fresco naturalmente. Ah, c'è un pezzo godurioso. Pezzo dritto. Guardate qua. Senti le ginocchia. Poi i guanti, forse che... Guardate che bella distesa di neve, stupenda. Carino sto pezzo, vero? Beh, è fresco. Bello fresco. Vero? Carino. Ci sono dei mini libri anche lì, vedi? Sì. Andiamo avanti. Il sentiero qua, da questa parte il sentiero è un bel saliscendi qua tra i mughi, e è veramente bellissimo. Abbiamo il sole alle spalle che ci scalda un po' la schiena, comunque c'è un bel freddo, super freddo, vero già? Ma guarda che parete, guarda che meraviglia. Adesso inquadriamo la parete qua. Anche la strada. E gli alberi cominciano anche a diventare un po' giallini, quindi siamo pronti, anche se è inverno, siamo quasi pronti all'autunno. E c'erano quelle pareti là, belle, che bel sentiero. Guardate che belle ste pareti. La vedo. Siamo arrivati al lago. Siamo al lago de Rudo. È ghiacciato. Ma che panorama, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Magia. Siamo arrivati qui al lago de Rudo. Udo! RR. Hai dato il cartello. C'era quel Rudo. Dai, insomma, scriviamo qua sotto il nome giusto. Aspetta, vado a leggere. Vai a leggere. Diamo luce a favore, lago ghiacciato. Bellissimo. Bellissimo. Adesso faccio una fotina, vai. Qui arriviamo a un cartello che è quello delle Dolomiti, Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, che adesso ci lasciamo alle spalle, e adesso tra pochi metri entriamo nel Parco Naturale delle Dolomiti di Fanes, Senes e Braies. Entriamo in Trentino. Tesori. Allora, qui vivono loro, i culetti bianchi. E lì il cartello, vediamo se lo vediamo da più vicino, Parco Naturale Fanes, Senes, Braies. Entriamo qua in Trentino. Entriamo. Di cui facciamo una diapositiva se riesco a fare una foto. Bravissima. Perché giriamo qua all'altro. Infatti qui c'è il cartello Fodara Vedla, cani al guinzaglio. Arrivati a questo bivio giriamo a sinistra e qui più avanti dovrebbe esserci il cartello, quindi andiamo verso il rifugio Fodara Vedla. Infatti vediamo qua il cartello, sempre sentiero numero 9 che abbiamo sempre fatto,
la stua cortina da dove arriviamo, noi andiamo verso Fodara Pederu e a destra si va a Lavinores, su per là. Noi continuiamo per questa. Oh no! Arriviamo al rifugio Fodara Vedla. Ho un panorama eccezionale. 2 orette e siamo arrivati. Allora, dopo 2 ore 7 minuti, 340 metri di dislivello, 5 km e mezzo quasi, arriviamo qua al rifugio Fodara Vedla. Qui abbiamo anche fonte d'acqua e rifugio alle nostre spalle. Andiamo a dare un'occhiata. Guarda qua. Wow, ti faccio una Cappuccio, contenta? Come aperitivo? come aperitivo. Sto registrando? Sì. Allora, con questo panorama, allora, amore, di l'impressione della torta. Che torta era intanto? Allora intanto faceva piangere, commovente. Crostata di ricotta con mirtilli selvatici, appena uscita dal forno. Ho detto, signora, sto sognando. Quindi abbiamo preso qualcosina al rifugio. Voto 10, 10 rifugio, 10. E adesso andiamo all'altro, Poi c'era il Kaisersmarren. che era il Kaisersmarkt, L'ho visto tardi. che è un bel piattone serio. E adesso andiamo verso il rifugio Sennes. E per strada vediamo di mangiarci anche il nostro pranzo al sacco. Siamo capaci di aggiungerci anche Un un extra. Un extra. Caso? Una chiesetta. Ciao. Mi sa che dobbiamo andare su di là. Un'ora dice Sennes. Ok, allora qua adesso andiamo sul sentiero numero 7 verso Sennes. Un'ora. Il Monte de Sennes non andiamo. No, quello no. E questa fa parte anche dell'alta via numero 1. Questo tratto qua. Guarda che belle queste vecchie baitine. Non chiedermi come si chiama il nome tecnico, ma guarda come sono belle. È un villaggetto questo praticamente. Ci sono dei merendaros che arrivano in jeep. Jeep. Allora, bravi con la Jeep. Quando sarò vecchia di 87 anni anch'io vengo in jeep. 87 prima, mai? No, 86 a piedi. a piedi. Con calma. Come adesso. Come adesso. Cosa vi sembra qua? Un bel panorama per voi. Di cosa stiamo parlando? Questa è la cartolina di Natale da mandare ai parenti. Arriviamo ad un incrocio. Era qui, c'è la strada che prosegue, ma noi dobbiamo girare qui a destra, perché vedete c'è il sentiero sempre numero 7 e c'è scritto Sennes. E quindi su per qua. Sarà tenuto bene? Sì, è più divertente il sentiero. Vai amore. Sempre l'alta via numero 1, questa.
Finiamo questa parte di sentiero, torniamo verso la strada e adesso diamo un occhio ai cartelli. Eccoci arrivati, il cartello, vedete Rastua da dove arriviamo, da là. Adesso andiamo verso sempre destra, Sennes, sempre 7. Arriviamo qua a un bivio, poi decidiamo da che parte andare. Dove vuoi andare ora già? Beh, visto che gli austriaci sono andati avanti, possiamo anche seguirli adesso. Seguiamo gli austriaci? Ora non facciamo, abbandoniamo un attimo qua la strada bianca e andiamo qua per il sentiero, perché è sempre più avvincente. Siamo arrivati da qua, praticamente abbiamo tagliato il giretto largo della strada bianca. Adesso riprendiamo la strada bianca, andiamo qui a sinistra. Dovremmo essere vicini al rifugio Sennes. Eccoci vicini al rifugio, lo vediamo. Arriviamo qua al rifugio Sennes. Vediamo se non fila di luci in faccia. Ok, e abbiamo fatto 500 metri di dislivello, 3 ore e 18 per arrivare qui. Siamo a 2137, qua 7 km e 800 metri. Adesso lì c'è il rifugio, ma abbiamo i nostri paninetti da mangiare, cerchiamo una panca al sole e dopo andiamo in rifugio magari a berci un caffè, un qualcosina, un altro dolce. Già è golosa di dolci. Adesso andiamo a impiantarci nella neve. Stiamo esplorando, abbiamo già trovato lì una panca buona per mangiare, andiamo a vedere via per di qua. Visto che non ci sono impronte per terra, ci dà buona fiducia di essere un po' da soli. Esploriamo. Abbiamo scelto allora questa panca qua per il pranzo, con vista sul laghetto. Qua Il villaggetto abbandonato. è il villaggio abbandonato. Adesso ci mangiamo qualcosina. Chiedi se è piaciuto il video sui villaggi abbandonati, se ne vogliono ancora. Dillo te. Volete qualche altro video di esplorazione su villaggi montani abbandonati, con magari la loro storia? Che dite? Una nota per i nerd. Allora, in questa escursione ho una nuova macchina fotografica, insomma una nuova videocamera, è un action cam, la DJI Action 4, e quindi farò riprese miste, se non so se le avete già notate fino adesso oppure no. E ho preso la 4 perché è appena uscita la 5 e dici ma perché vi siete presi la 4 allora? Perché è andata giù di prezzo in maniera spaventosa, e quindi vi lascio anche il link sotto in descrizione, così date un occhio all'offerta che c'è in questo periodo e noi ne abbiamo approfittato, che tanto non cambia tantissimo, già dalla 3 era buona e la 4 va benissimo. Benissimo, non lo so, la prima volta che la uso, quindi chissà che impostazioni ho usato. Quindi anche l'audio, sto usando il suo audio interno della macchina, quindi non ho nessun microfono per adesso, e vediamo se si sente o non si sente. Perché sei sparita? Perché mi stavo preparando una ripresa e tu hai iniziato. Allora, il pranzo di oggi, preparato ieri sera da Gè, È completamente vegano questo, quindi c'è il sostituto dell'uovo, fatto uova strapazzate, un affettato vegetale che sembra a bresaola, sotto c'è la zucca e la maionese vegetale. abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, qua non abbiamo lasciato le nostre immondizie perché ce le portiamo a casa,
E volevamo farvi notare l'acquisto del secolo oltre alla videocamera. Anche questo vi metteremo il link sotto, di questo cappellino qua che ha già 2 volte che lo usiamo. Allora, questa mattina per esempio siamo venuti via col berretto questo di lana, no? Perché c'era freddo, -2. Quello lì era fatto a pacchettino, messo nello zaino, ho detto ma sì, buttalo lì che tanto pesa niente. E adesso lei è giusta, io ho la testa che brucia. Ti facciamo vedere dopo, perché io lo uso anche a casa, tipo questa settimana ha piovuto un sacco, invece di stare lì ad aprire avanti e indietro con l'auto l'ombrello, che è più le volte che ti lavi che ne quello che ti ripari, se devi fare delle commissioni veloci, tac, Perché cappellino. tiene anche la pioggia. Quindi è anti-UV, anti-pioggia e traspirante. Sì. Secondo me è una bomba. Link preso su Amazon, Costa pochissimo. consigliato da Jay. Nuova rubrica. Sì. Subito dopo il pranzo abbiamo raggiunto qua Rifugio Sennes. Non facciamo la sosta perché siamo pieni e il dolce di prima ci ha già dato abbastanza soddisfazione, era fenomenale, vero Jay? Adesso prendiamo la strada che vedete qui dalle nostre spalle, dove ci sono quelle 2 panchine, e poi da qui il sentiero è lo stesso che abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'anello della Croda del Becco, sempre il link sotto in descrizione, che siamo arrivati giù da là, diciamo. Adesso cominciamo il ritorno. Vedete qualcosa? No. Perfetto, andiamo. Comunque, quella là è Croda Rossa, lì in mezzo c'è quello lì, il cristallo, e quella dove ci sono le nuvole è Sorapis. Per farti capire devi dire che il cristallo è quello di Cliffhanger. Benissimo, l'ha detto già. Andiamo. Qui troviamo un altro cartello. Allora, là sopra è il sentiero numero 6 per andare al Biella. Noi arriviamo qua da destra e adesso prendiamo il 6, prima era 6A, verso Rastua. Qui la strada è un po' pendente, delle volte è ghiacciata, ma si fa tranquillamente, e il panorama che abbiamo davanti ti fa godere. Adesso lo faccio vedere. Qui tra i mughi, guardate qua che paretine. Allora, notare il colore qua dei larici che sono pronti. Mi sa che quando esce il video troverete già l'autunno qua. Stiamo facendo una mini sosta, ho mangiato una barretta, poi abbiamo trovato una panca qua senza neve. Ho cambiato i calzini di Merinos con quelli in microfibra, troppo caldo. E volevo solo farvi vedere la pendenza qua di questa strada. Mamma mia. Cioè, perfino col cemento, proprio per dare maggiore grip alle auto. E qui in parte c'è la scorciatoia che abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'anello della Croda del Becco. Invece oggi abbiamo fatto la strada, così giusto per vederle tutte e due. Beh, è pendente la strada. Vi facciamo vedere adesso come già piega il barretto, perché ha fatto cambio, c'è nuvolo e quindi... Allora, qui si regola sulla zucca di chiunque, quindi si stringe. Poi lo rovesciate ed ha un taschino. Guardate con le mani ghiacciate. Lo aprite e lo ficcate dentro. Gli si dà una sistemata, si chiude. Packable hat. C'è Lo anche... attaccate dietro dove volete. Sì. Non si viene decente. Siamo tornati in valle, quindi l'anello si è quasi concluso e dopo c'è il pezzettino uguale. Ah, che bello. Comunque adesso nuvoloso, Pelino. un pelino di nuvole. Domani fa brutto. Siamo quasi tornati a Malgarastua e possiamo dire che oggi è andata
molto meglio delle previsioni, cioè non avremmo mai immaginato così bello. Allora, tutto è andato si è fatta male col bastone. Tutto è andato alla perfezione perché c'è la neve circa 8 cm e quindi c'è neve per vedere tutto bianco, bellissimo, e niente che ti dà fastidio perché siamo riusciti ad arrivare in macchina tranquillamente, il sentiero era bello pulito, stupendo, sole tutto il giorno tranne adesso. Intorno a Sennes solitamente c'è sempre un sacco di vento, invece oggi c'era solo una piccola brezza. Sei contenta Già? Sono contenta. Visto? Poi ci mancava quel pezzo. Così adesso abbiamo mappato bene qua intorno. E al rifugio Fodera Vedla. abbiamo mangiato una torta veramente. Sì, ma secondo me anche tutto il resto del menù c'erano dei tortelli di zucca. Non lo so, mi dà fiducia. Quindi casomai torniamo lì un'altra volta per mangiare. Sì, ci sto. Senza zaino. Allora, il sentiero di oggi abbiamo fatto praticamente al 95% su strada bianca e un 5% di 10% di sentiero, ma volendo si potrebbe fare anche tutta strada bianca e in questo caso diventerebbe realmente un sentiero turistico. La parte escursionistica è veramente minore, quindi è adatto veramente a tutti. Un po' di dislivello, un po' di chilometri da camminare, ma difficoltà zero, difficoltà tecnica insomma. Fatto un bel po' di riprese con questa nuova action cam e adesso sono arrivato al 50% di batteria, quindi prova batteria superata. L'audio ho provato a riascoltare qualche clip fatta con un po' di aria, sembra che si senta, comunque dopo lo vedrò al PC a casa, e le immagini mi sembrano buone, quindi speriamo bene che venga bene sto video, altrimenti la prossima volta correggerò un po'. Sì. Siamo tornati alla Malga Rastua. Allora, già ci sei, sì. 5 ore e 55, 530 metri di dislivello, 13 km 800 metri, quasi 6 orette, bella giornatina. Piena. Condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di escursioni. E gli amichetti di montagna? Che sono quelli. Sono quelli? Gli amichetti di montagna, mettete un like, un commento per dirci cosa ne pensate e iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché ci serve. E Prossima escursione. vi salutiamo e già detto ciao. Boom.